gnostica è precisamente al mito di Ragnarok, anche conosciuto come il fato degli dei. Una battaglia epica che porterà alla distruzione del cosmo, che rinascerà totalmente rinnovato. Nella prima sezione assistiamo alla nascita del mondo, nel quale coesistono le forze del bene e del male. Nella seconda compariranno le due divinità che si dovranno fronteggiare: Loki, il male, e Bleger, il bene. Al segnale del corno di Endal, il guardiano degli dei, inizierà un'incredibile battaglia tra l'oscurità e la luce. Tutte le divinità si schiereranno e combatteranno in questo conflitto che porterà inevitabilmente all'autodistruzione.
Salvo, comandante del distaccamento di Novi. Grazie. Prego. Buonasera a tutti. Un breve saluto per tutti. Sì, grazie. Buonasera, noi ieri sera eravamo qua sul palco per il nostro concerto e vorremmo approfittare di questa occasione per ringraziare l'amministrazione comunale e in particolar modo anche la dottoressa Patrizia Orsini, perché hanno fatto sì che riprendesse la Bello per Batte, il raduno a cui noi siamo sempre stati molto affezionati, che negli ultimi anni è stato interrotto. Però noi siamo veramente contenti di aver ripreso come questo pomeriggio con una formazione di questo genere. Grazie. Grazie a tutti. Per questa occasione vorremmo ringraziarvi regalandovi questa è la parte, una partitura fra bande. Il regalo più bello penso che sia musica, quindi abbiamo pensato di regalarvi una gran marcia militare di Romualdo Marenco, si chiama Generale Carenzi, che anche noi ieri abbiamo suonato come apertura del nostro concerto, e ve lo regaliamo per vari motivi. Prima di tutto perché è un brano di Romualdo Marenco di cui non dobbiamo il nome. Facciamo un applauso da e poi abbiamo un città dei campionissimi e un po' per Penso di ringraziare a nome di tutta la banda, maestro, se vuole venire a ritirare il regalo. Andrea? Ecco qua. Ho fatto un fuori programma. Ecco qua. Maestro? Buonasera a tutti, è come al solito un piacere essere qua con voi e un pensiero innanzitutto al nostro pubblico affezionato che ci segue spesso e che è la colonna portante di queste iniziative. Naturalmente anche da parte dell'amministrazione di tutti i novesi un ringraziamento agli ospiti di questa sera. Negli ultimi anni, negli ultimi ormai 15-20 anni abbiamo avuto modo di apprezzare diverse orchestre musicali a noi, ma devo dire che raramente abbiamo potuto sentire suonare con così tanto vigore e con così tanto entusiasmo. E io credo che è un piacere poter riportare un ringraziamento davvero sentito da parte di tutto il pubblico, quello che è qui in sala questa sera, ma anche quello che ha sentito questo pomeriggio. Posso assicurarvi che io ero in giro, vi ho seguito e di questa serata anche da parte dell'amministrazione un piccolo omaggio, un volume che si intitola La municipalità di Novi nei suoi simboli, che abbiamo pubblicato in occasione dei 150 anni dell'Unità d'Italia e che racconta un po' la storia dei principali simboli di Novi, la nascita della città, lo stemma comunale, i palazzi comunali. Un piacere potervelo donare e insieme adesso la sigla con lo stemma della città a testimonianza che sarete sempre benvenuti qui con noi. Grazie Marco. Grazie. Ingegnere, un saluto. Io che dire, sono di Novi, per cui sono orgogliosissimo di avere questa magnifica orchestra. Preciso che sono tutti vigili del fuoco volontari, quindi effettuano questo lavoro poi per passione e quindi ancora questo gli dà ancora di più la stima che io ho per loro, per il maestro e per tutti quanti per gli
Un ringraziamento particolare lo riguardo all'amico Rocco Parisi, maestro di clarinetto del Conservatorio delle Salle, ma non solo, molto di più lo potete leggere nelle locandine, quindi che si è prestato volentieri a fare questa serata, a darci una mano e si è trovato subito in sintonia col maestro e con l'orchestra, per cui non avevamo dubbi che ci fosse la bravura da parte di tutti. Quindi grazie a tutti, buona serata ancora. Grazie, siamo tenuti dentro questa manifestazione senza sapere niente. Quel poco che abbiamo potuto organizzare per riceverli, ma è stato veramente poco. E grazie di aver partecipato a questa manifestazione, buon divertimento. Grazie.
ha organizzato questa bellissima manifestazione. E ora faremo dei bis, non credo che ci sia bisogno di presentarli perché sono pezzi talmente noti che li riconoscerete subito. Grazie ancora.